buon pomeriggio amiche ed amici appassionati del grande futsal da Enrico Longo, Serie A2 Elite, Girone A, LDFC Pordenone e la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Elite. È tutto pronto qui sul parquet del Palasport di Caramagna Piemonte per questa super sfida. In palio ci sono 3 punti pesantissimi per continuare la corsa alla post-season del secondo campionato nazionale, con i padroni di casa allenati da Rosario Ganci alla prima stagione sulla panchina giallonera. Dopo tante stagioni da giocatore affronta il Pordenone neroverdi guidati dal signor Marco Orvatin, squadre che hanno sempre regalato tanto spettacolo negli ultimi precedenti. Vediamo quale sarà la storia di questa partita, con l'ultimo precedente del girone di andata che ha visto il Pordenone superare l'LDFC con il risultato finale di 4-1 al termine di una partita semplicemente fantastica. I giocatori si scambiano il 5 a centrocampo, ultime indicazioni delle panchine prima di cominciare ad immergerci in questa super sfida. Gli arbitri dell'incontro saranno il signor Emilio Viviani della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Alessandro De Sopus di Carbogna, il crono Andrea Cultrera di Collegno. Il DFC ha superato in settimana il primo turno di Coppa Italia, superando il Maccamprata per 4-3 dopo una battaglia lunga 50 minuti, mentre il Pordenone, impegnato nel proprio turno, non è riuscito nell'impresa di superare il Mestre Fenice, nonostante una partita superba dove è stata anche in grado di portarsi sopra di 2 lunghezze. Il pallone nel cerchio del centrocampo è davvero tutto pronto, con il primo possesso che sarà orchestrato dai neroverdi, che attaccheranno da destra verso sinistra rispetto ai vostri teleschermi. C'è subito un osservato speciale lì nel cuore del centrocampo, Matteo Grigolon, un giocatore che quando vede i colori giallo-neri riesce sempre a far bene, e non solo contro le DFC. È il miglior marcatore infatti dei suoi, mentre dall'altra parte c'è il miglior marcatore del raggruppamento, Daniele Cerbone. 20 gol all'attivo per il Bomber ex L84. Ultime indicazioni, c'è anche l'ok del tavolo del crono, l'ok delle panchine. Si fischia giù il gettone, si parte con il primo possesso appunto del Pordenone con Ziberi, che apre dall'altra parte. Poi cercato subito Grigolon, che torna indietro dal proprio numero 8, fronteggiato da Giovanni Vincenti. Prova Grigolon ad andare via. È bravo però Pablo Belsito, il nativo di Buenos Aires, a fare buona guardia e a mettere fuori. Prima rimessa del pomeriggio dell'LDFC. Belsito, quindi Dos Santos. Prima stagione per lui con l'LD. Va da Pablo Belsito. Si fa vedere tra le linee Vincenti, preferisce non rischiare il 2, ancora da Dos Santos. Minatel si alza la pressione subito nella metà campo dell'LD del Pordenone, con Dos Santos che gira però. Cerbone a fare sportellate, palla che torna dietro. Quindi Giovanni Vincenti, canterano dell'LD, va da Dos Santos, c'è uno sguardo per i compagni, ha capito tutto però Grigolon, che prova subito a mettersi in proprio, ma Dos Santos gli spara la strada, non perde tempo, vuole andare da Vincenti, ma è bravo Zibari a mettersi sulla linea del passaggio, poi prova la conclusione il numero 8, tutto chiuso però. Koren in buca per Grigolon, spalla alla porta, prova a toccarla per Koren, c'è un tocco ma non è falloso secondo i direttori di gara. Può partire così Vincenti in una situazione di 3 contro 2, apertura per Daniele Cerbone, uno sguardo in centro, va in mezzo. Non c'è la deviazione di Marco Vascello, anzi sì, arriva poi in un secondo momento la correzione arbitrale, subito primo intervento importante di uno dei sicuramente migliori estremi difensori del raggruppamento. Può così rimanere ancora in attacco l'LD. Situazione di 3-1 con 3 giocatori sulla stessa linea e poi Daniele Cerbone naturalmente a fare a sportellate. Vincenti, Cerbone, palla, conclusione. Paravascello, Ziberi. Pressione altissima adesso da parte dell'LD. Grigolon prova la pisata, gran palla per Minatel. Il giovane 19 va da Grigolon, si gioca tutto sulla banda di sinistra. Corre, adesso ha un po' di spazio il giocatore sloveno, per lui anche importanti prestazioni con la maglia della nazionale del suo paese. Prova a girarsi in un fazzoletto Grigolon, fa buona guardia però la difesa giallonera. Nel frattempo ci siamo lasciati alle spalle il primo minuto e 45 di questa sfida.
con il Pordenone che prova a attaccare, prova a trovare lo spazio necessario per far male. Ci prova con Koren, palla fuori. È uscito alla destra di Enrico Lamberti, il destro di Zancoren. Abbassa un po' il baricentro, adesso il Pordenone. Quasi una partita a scacchi in questi primi minuti, in queste prime battute di LD Pordenone. Belsito svirgola l'argentino, palla così persa. Cerbone poi prova ad entrare nella figura di Vascello e ottiene il massimo perché sarà rimessa LD. Belsito. Quindi Dos Santos, autore di una prestazione in coppa sublime, Cristian Xavier Dos Santos. Cerbone si gira, l'ultimo tocco è di Koren, anzi no, ultimo tocco di Cerbone, possesso Pordenone con Grigolon, rimane col baricentro basso, protegge alla perfezione la sfera al 14. Ziberi, ora Ziberi prova a mettersi in proprio, ma è bravo Giovanni Vincenti a tenerlo lì, si aiuta anche con una leggera trattenuta. Dos Santos prova a spaccare subito la partita al 17 che poi va a memoria sul secondo palo. Koren mette fuori uno dei primi guizzi di questo pomeriggio a cura di Cristian Xavier Dos Santos, che ha provato subito a creare superiorità numerica, lui che è in grado con le sue fiammate di mettere in difficoltà ogni retroguardia, anche la retroguardia del Pordenone. Vediamo se riuscirà a reggere. Retroguardia del Pordenone che vanta appena 41 reti subite, seconda miglior difesa con una media di 2.6 marcature concesse agli avversari ogni 40 minuti. Ma adesso ritorniamo live con questa partita, con Belsito che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Avrebbe voluto probabilmente un fallo. Dos Santos, altro break, poi prova a mettersi ancora una volta in ritmo. La toccano un po' tutti, la palla ha però varcato il rettangolo di gioco, non è riuscito quindi Daniele Cerbone a tenerla sul parquet. Koren, Grigolon. Tanti centimetri e tanti chili in quella sfida nella sfida tra Pablo Belsito e Grigolon. Koren cerca ancora l'imbucata ma non gliela lascia però Cerbone. Grigolon prova ad andare da Bortolin, nulla di fatto però. Belsito lato lato per Cerbone in isolamento, poi c'è l'aiuto difensivo, è bravo a farla passare però Cerbone per Vincenti. In qualche modo la difesa neroverde si salva, poi attentissimo a fare qualche passo in avanti Marco Vascello da andarla a bloccare. Errore in fase di costruzione, ne approfitta subito l'LDFC con Giovanni Vincenti. I padroni di casa passano in vantaggio 1-0 Caramagna Piemonte. Alla primavera disattenzione l'LDFC è subito cinica e trasforma, portandosi così in vantaggio. Importante partire col piede giusto per i padroni di casa che riescono subito a scrivere il nome di un proprio giocatore sul tabellino dei marcatori. Ci ha pensato Giovanni Vincenti, il canterano della formazione di casa. Non ha rete stagionale per lui. 8 in campionato, una in coppa. Bortolin proprio contro Giovanni Vincenti, sfida tra il 7 e il 14 con Vincenti ancora naturalmente galvanizzato dalla rete. Perde però questa volta la palla. Dall'altra parte prova a rispondere il Pordenone con un attentissimo e ottimo Enrico Lamberti. Cerbone, Vincenti, Cristian Dos Santos deve aumentare un attimo la velocità per andare a prendere anche questo, ma ci riesce. Vincenti, ancora Dos Santos, pressione Pordenone, ma la palla non esce. Cerbone in qualche modo, l'ultimo tocco è del numero 11, è stato bravo qui in questa situazione Michele Langella a occupare più spazio possibile. Koren, posizione da ultimo, imbuca subito per Grigolon, questo sarà sicuramente uno dei temi tattici della partita. Bravo poi con la preventiva Cerbone che prova ad andare dall'altra parte, Vascello la gioca con i piedi, va direttamente da Bortolin, tutto chiuso però in quella porzione di campo perché è ottima la difesa di casa. Poi Vascello in qualche modo, uno contro Belsito, conclusione, para, non riesce a trattenere però Lamberti, la palla rimane così in campo con Langella che la sporca. Ultimo tocco di Cristian Dos Santos, rimane così in attacco il Pordenone. Non è contento di questa partenza Marco Orvatin, che voi naturalmente non vedete inquadrato, che passeggia nervosamente davanti alla propria panchina, spende malissimo
questa occasione. Il Pordenone dall'altra parte si presenta ancora tu per tu con Vascello Vincenti, questa volta non riesce a batterlo e Vascello approfitta di questa situazione per caricare un po' la propria squadra. Partita forse non nel migliore dei modi, forse come non si aspettava di partire, anche per via di un'ottima partenza invece naturalmente dall'altra parte dell'LD che attacca, scodellata per Cerbone che non conclude benissimo, la palla rimane lì, lamenta un tocco che non è stato ravvisato. Difficilissimo dalla nostra postazione capire se qualcuno del Pordenone abbia o meno toccato la palla con la mano. Rimaniamo comunque live con Grigolon che ci prova, arginato ancora splendidamente però dai giocatori di Rosario Ganci, allenatore giovanissimo, classe 1999 naturalmente, che vive di pane e futsal da tante stagioni, ma questa è la sua prima vera stagione sulla panchina di una prima squadra. Capitan Finato prova a farla passare, un po' disattenta qui la difesa dell'LD, non ne approfitta comunque il Pordenone con la conclusione che finisce larga di Michele Langella. È andato largo qui il laterale, classe 1999, alla seconda stagione col Pordenone, dopo le esperienze col Palmanova Calcio a 5. Oanea, quindi Dos Santos cerca flow e ritmo, adesso la manovra giallo-nera, ancora col vice capitano, quindi il capitano. Dos Santos la tocca male, Bortolin è già dall'altra parte, poi Dos Santos lo argina, c'è solo sfera nell'intervento di Dos Santos, non si lamenta infatti nessuno, è stato qui attento, preciso e soprattutto è andato a contendere solamente la sfera. Il giocatore di origini brasiliane, classe 1996, ex canottieri Belluno. Capitan Finato prova a fare sportellate, palla poi che va fuori da Ziberi, si cambia lato per Langella. Bortolin, Nico Sandri, 1 contro 1 contro Ziberi, il numero 6 prova la conclusione, va sul secondo palo, metà strada tra un tiro e un passaggio qui, il tentativo di scardinare la retroguardia da parte di Nicolo Sandri. Palla che finisce però direttamente in fallo laterale, avrebbe voluto rimetterla in gioco Vascello, non può, deve farlo un compagno dal lato. Finato, bravo Cerbone a ripulire l'ottimo lavoro di Oanea. Quindi il capitano romeno, ancora Dos Santos, lato per Sandri, difficile comunque superare la prima linea, riesce in questo momento l'LD che poi con Cerbone non riesce però a portare avanti la sfera. Ottimo il posizionamento difensivo in questo momento di 4 giocatori di movimento di Ervatin. Sandri, quindi Oanea. C'è sempre un po' di spazio per il capitano con la numero 10, che così può orchestrare e va dall'altra parte, sulla banda di sinistra per Dos Santos, si ritorna in mezzo dal centrale difensivo Nicolo Sandri. Oanea, in banda ancora per Cerbone, che prova a farla correre lì in un fazzoletto di parquet. Difficilissimo questo passaggio, forse la linea di passaggio c'era, ma era difficilissimo trovare i tempi giusti per farlo. Bortolin l'alza nella terra di nessuno, però c'è solo Cristian Dos Santos, prova poi la giocatinissima sulla banda, prova ad esaltarsi subito Dos Santos che non riesce a tenerla in campo ma strappa gli applausi del pubblico amico. Finato ancora non riesce a portarla avanti, Bortolin, Veronica da parte sua, ancora al 7, viene fermato questa volta sì in modo irregolare da parte di Nicolo Sandri. Primo fallo del pomeriggio di una partita finora molto corretta. La posta in palio, come abbiamo ricordato in apertura, è altissima, ma le due squadre si stanno sfidando, rispettando pienamente i valori di questa fantastica disciplina. Attenzione massima adesso per questo calcio piazzato con Bortolin che osserva un attimo il posizionamento dei compagni, lascia poi la sfera a Ziberi, il numero 8 prova ad imbucare per il proprio capitano, tutto però chiuso, la palla poi finisce fuori per Langella, è difficile però passare perché si è immolato letteralmente Adria Oanea ed è anche stato fortunato perché l'ultimo tocco non è stato del 10 ma è stato molto probabilmente di Federico Finati, volto storico e capitano del Pordenone, lui che ha realizzato anche 26 reti nella storica promozione dalla Serie B alla Serie 2 del suo club. Sandri, Dos Santos va da capitano Oanea, sfida tra capitani, alla meglio Oanea, poi prova ad andare da Sandri, passaggio però fuori misura in questa occasione, può così ripartire la formazione friulana. Quest'oggi senza Stender e Stiwi, entrambi squalificati, assenza importante anche per l'LDFC con l'infortunio di Lorenzo Gallo ancora fuori. Ma stanno arrivando buone notizie dall'infermeria con Lorenzo Gallo che anche quest'oggi ha corso un po' prima del calcio d'inizio di questa partita, naturalmente ancora non è a disposizione. Nel frattempo Finato, pescato nel cuore dell'attacco, non riesce a girarla verso i pali, difesi per adesso splendidamente da Enrico Lamberti. Oanea, Sandri, Dos Santos.
lato lato per Oanea. Movimento e contromovimento in attacco da parte di Leo Scavino, assegno nell'ultima partita di Coppa e assegno anche nell'ultima partita di campionato in casa. Prova Bortolin, viene anche raddoppiato, riesce comunque a tenerla in campo, poi Sandri prova a spendersi contro Minatel. È bravo però il numero 19, giovanissimo, sta già facendo grandissime cose. 2005, già uno dei punti fermi di questa squadra, 13 gol nell'ultima stagione, sono già 5 le reti sue. Ziberi qui viene lanciato, non riesce a tenerlo Scavino, prova ad andare sul palo lontano, non riesce ad inquadrare lo specchio, occasione però per il Pordenone che non ci sta e dopo il vantaggio iniziale targato Giovanni Vincenti prova a spostare la partita, a spostare il tabellone luminoso, ad impattare in questa contesa, lo ricordiamo valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Elite, Girone A. Ancora Dos Santos in surplus, in buca per Scavino, non riesce però a girarsi in questa sfida tra giovanissimi, con Minatel che fa buona guardia e conquista anche il massimo con la rimessa. Palla girata per Ziberi, quindi Grigolon ritornato nel frattempo sul parquet, si va ancora fuori da Ziberi. Grigolon temporeggia Sandri, nel frattempo è ritornato anche Dos Santos in difesa. Zancoren, lo sloveno, 1 contro Adrianea, serie di finte, prova ad accentrarsi, non trova però lo spazio per la conclusione, deve tornare fuori il 9 che poi imbuca per Grigolon che prova addirittura di tacco, se la trova lì tra le manone Lamberti. Dos Santos, Oanea, una posizione sicuramente scomoda e molto difficile. Prova a ragionare con calma olimpica Dos Santos, poi non può fare altrimenti in questa situazione Sandri. Complicato quando le maglie nero-verdi si alzano, trovare degli spazi. Adesso cambia nel reparto difensivo l'LD, inserendo l'ex Came Treviso, Pablo Belsito, storico capitano di Treviso. Tantissime le sue stagioni in Serie A, nel massimo campionato, tantissime anche le presenze con la maglia dell'Albiceleste Argentina. Lui che è un giocatore che di certo non ha bisogno di presentazioni, è arrivato alla corte di Dario Lamberti nell'ultima estate. Sandri, Belsito, Oanea, deve tornare indietro adesso l'LD. Ancora il numero 10, quindi l'ex Orange Scavino, Belsito. Capitano Oanea, uno sguardo dalle parti di Sandri che va adesso in mezzo. Scambia ancora col proprio vice capitano, poi sbaglia qui i giri dell'attacco l'LD, che aveva provato ad avvolgere con una buona manovra. Tanti passaggi orizzontali, ma non si trova però in questa situazione la verticalità. Koren, la scodella per Vascello che deve lottare, lui che è abituato a lottare, fino ai 18 anni ha fatto Kung Fu, con anche delle presenze importanti con la nazionale. Lui che ha poi trovato anche la nazionale con il calcio a 5, uno stage con la nazionale allora allenata nel 2023 da Max Bellarte. Stage in cui partecipò anche l'LD con Giovanni Vincenti, pescato in questo momento, torna indietro da Belsito. Quindi Sandri, 1 contro Minatel, prova a passare Sandri, è bravo ancora una volta al numero 19 con un close out, per utilizzare un termine cestistico, a non farlo passare lì sulla banda di sinistra. Vascello con le mani direttamente in profondità da Grigolon che pisa. Poi la conclusione da fuori e arriva il gol così a giochi rotti da parte di Tommaso Basso, appena entrato sul parquet. Il 2005 scrive il proprio nome. Pordenone che risponde, tutto in perfetta parità quando il pallone ritorna nel cuore del centrocampo dell'impianto di Caramagna Piemonte. Farsi trovare pronto, detto e fatto, il canterano del Pordenone ha risposto presente alla chiamata del proprio mister. Vediamo adesso quale sarà la risposta invece di Giovanni Vincenti e soci. Pablo Belsito se la sposta con la suola, va da Sandri. Imbucata per Scavino che riesce a girarsi splendidamente. Koren riesce poi a rinvenire, non riesce invece a trovare la porta Scavino. È stato bravo qui a superare in velocità e anche fisicamente Koren. Sicuramente un cliente ostico per lui. Giocatore dotato di grandissima fisicità, ma è stato bravo col baricentro bassissimo il 72 ad avere la meglio in questo duello. Nel frattempo abbiamo superato il giro di boa della partita, 1-1. Le due squadre si erano anche confrontate con questo punteggio di 1-1 parziale nel girone di andata, poi però finì 4-1 per il Pordenone, con Oanea che aveva trovato in quell'occasione nel secondo tempo il gol del momentaneo pareggio, e poi il Pordenone però nelle battute finali era riuscito a far valere il fattore campo e a portare a casa l'intera posta in palio. Scavino, Pablo Belsito,
Quindi Daniele Cerbone gioca con i pesi massimi, adesso l'LD. Giovanni Vincenti si abbassa Cerbone, 4 sulla stessa linea, 4-0. Poi va in profondità Cerbone, viene pescato, riesce a controllare. Prova anche a girarsi, pisa per Vincenti! Mamma mia che gol! Il tandem Cerbone-Vincenti torna a splendere al Palasport di Caramagna Piemonte e l'LD torna in vantaggio, 2-1. Un gol semplicemente meraviglioso, quello che porta di nuovo avanti nella contesa l'LD. Si trovano splendidamente i due giocatori di mister Rosario Ganci. Doppietta personale di Giovanni Vincenti, che continua a fare grandissime cose con questa maglia e continua ad iscriversi con continuità dopo qualche difficoltà nel corso della stagione. Qualche difficoltà adesso ce l'ha Koren, non riesce però Cerbone ad approfittarne. Grigolon, spalla alla porta, va da Bortolin, il 7 cerca ancora il 14, Belsito lo argina, la palla rimane a Bortolin che non riesce a sfondare perché c'è Cerbone che si spende anche in fase difensiva. Poi ha forse preso un colpo sul volto Bortolin, ferma così il gioco la coppia arbitrale. Non c'è stato un fallo ravvisato, ma c'è stato sicuramente un colpo sul volto ai danni del numero 7, Matteo Bortolin, secondo miglior marcatore dei friulani, con 11 reti all'attivo. Lui con classe 2000. Diverse presenze nelle formazioni del nord-est, oltre ai 3 anni. Questo è il terzo al Pordenone, anche stagioni con Villorba e Maccan Prata Calcio 5, formazione protagonista proprio di questo girone, formazione che ha visto 2 volte in pochissimi giorni la sfida con l'LD tra campionato e primo turno di Coppa. Ancora Cerbone, prova a girarla, ancora per Vincenti, questa volta però ha capito tutto Grigolon, che poi prova a lanciare Michele Langella, tutto chiuso, sta giocando bene adesso l'LD, ma dall'altra parte c'è una squadra che non ci sta a perdere, una squadra che è sicuramente in salute e si è presentata qui per portare a casa punti pesanti. Sono 23 per adesso i punti conquistati dal Pordenone, appena 4 in meno di quelli dell'LD. Quindi il gioco per quanto riguarda la post-season è più che mai aperta. Ancora Grigolon che cerca di farsi spazio per ricevere dai compagni. Riceve in questo momento il suggerimento di Koren, poi si torna dietro. Bortolin. Ennesimo tentativo di imbucata, dopo una deviazione c'è Giovanni Vincenti, quindi Dos Santos. Pablo Belsito, 7,50 ancora da giocare di questa prima frazione. Dos Santos, Vincenti, doppietta per lui in questo primo tempo, uno degli assoluti protagonisti. Dos Santos poi prova ad andare da Cerbone, sicuramente il passaggio era corretto, ha capito per tutto Bortolin. Nel frattempo prova a non perdere tempo, ma esagera l'LD, ci sarà cambio rimessa. Col pallone in movimento ha rimesso in campo la sfera Daniele Cerbone, aveva visto il taglio con i tempi giusti di Giovanni Vincenti, voleva servirlo, non c'è però riuscito. Bortolin, c'è un po' di spazio adesso per il 7. Finato si abbassa, riceve, lo segue Belsito. Finato prova a farla passare, riesce a farlo perché poi c'è una deviazione del 2. Cambia nel reparto pivot, cambia adesso anche nel reparto difensivo Rosario Ganci, inserendo al posto di Pablo Belsito Nicolo Sandri. Così rivedremo la sfida tra Finato e Sandri. Zibari, Bortolin, quindi Langella. Nella metà campo offensiva adesso il Pordenone con Zibari. Dos Santos però si allunga in qualche modo, Lotto insiste, riesce ad avere la meglio, va dall'altra parte, si allunga Langella, l'ultimo tocco di Nicolo Sandri. Viene ripagato lo sforzo di andare a recuperare, di provare almeno a farlo, quella sfera da parte di Langella. Può così rimanere in attacco il Pordenone con Bortolin. Gli offre la traccia a Zibari. Vediamo se il 7 andrà dall'8 o se preferirà invece una imbucata. Prova un'imbucata, la palla poi arriva a Zibari che va da Finato, si è allungato Sandri. Ottimo qui l'intervento difensivo di Sandri, così come è stato sicuramente molto positivo l'inserimento del 13. Dos Santos al piccolo trotto, lascia scorrere la sfera sul parquet. Vincenti, Sandri ancora Vincenti, due giocatori che si conoscono alla perfezione, un 2001 e un 2000, provano ancora a scambiare. Finato si mette però sulla linea del passaggio, il 13 poi deve fare a sportellate, una finta da parte di Finato che rischia anche qualcosa, poi va nella terra di nessuno dove può uscire tranquillamente Lamberti, fintone di corpo di Dos Santos. Cerbone, ancora Cristian Dos Santos,
Non c'è spazio però, perché l'Angella fa una cosa splendida, poi prova con la punta ad anticipare Dos Santos, palla fuori, occasione però per il Pordenone. Sta dimostrando sicuramente i tempi giusti a livello difensivo l'Angella, che temporeggia, rimane bassissimo sul baricentro, poi prova al primo minimo errore ad intervenire a convertirlo in qualcosa di importante per i suoi. Dos Santos, lato lato per Adrian Onea, il capitano dell'LD, torna indietro dal vice capitano Sandri, che in qualche modo la tiene in campo, ancora Onea, offre poi in banda per Sandri, che lotta, la tiene, si presenta davanti a Vascello, ma c'è Bortolin che si allunga e mette out. È bravo di inserirsi tra le maglie difensive Nicolò Sandri, che sicuramente celle dietro, ma anche davanti sta facendo ottime cose in questa stagione e non solo. Onea. Cerbone, ancora Onea, palle sul secondo palo, anticipato da Zibari però Sandri, poi l'Angella con Dos Santos che rischia anche di farsi male, sbatte proprio contro la protezione che divide il rettangolo dai tifosi. Adrenalina 1000 però da parte di Dos Santos, che praticamente è rimbalzato, è ritornato sul rettangolo, è già pronto a prendere la posizione. Bortolin, Zibari, Cerbone gliela sporca, l'ultimo tocco dell'8. Gran lavoro in fase di non possesso da parte di Daniele Cerbone, diventato anche papà poche settimane fa. Qualche difficoltà nel dormire la sera, ma non difficoltà però a trovare il pertugio vincente da parte del bomber cresciuto con la maglia della L84. Per lui anche presenze nel massimo campionato italiano, con la formazione torinese che sta facendo molto bene anche in questa stagione. Bortolin, imbucata per Zibari, che viene lasciato solo. Tocco sotto da parte dell'8 per la seconda volta del pomeriggio. Il Pordenone ritorna a galla con il pareggio, 2-2. Non ci sono davvero pause in questa partita, con l'LDFC che ha trovato per 2 volte il gol del vantaggio, ma la lunghezza di vantaggio non basta, perché dall'altra parte c'è un Pordenone ordinato che risponde molto bene a livello difensivo e poi fa male, graffia in attacco. 2-2 quando mancano 5 primi e 30 secondi al termine di questo primo tempo di LD. Pordenone, Dos Santos, Sandri, quindi ancora Dos Santos. Il brasiliano cerca spazio, difficile però perché Minatel è praticamente incollato a lui. Rimessa così del Pordenone con Zan Koren. Bortolin va sulla destra da Minatel che si accentra, pesca Finato. Sandri prova a proteggerlo, non riesce però perché commette fallo. Prima ce l'ha trattenuta, poi ha provato anche con la parte inferiore del corpo ad agganciare la sfera, ha trovato però solamente le gambe del pivot friulano, quindi sarà calcio piazzato per il Pordenone, con Bortolin e Koren sul punto della battuta. Viene anche fatto osservare la distanza necessaria per rimettere in campo la sfera. Vediamo se ci sarà una soluzione diretta o cercherà lo schema il team di Ervatin. Lamberti posiziona Cerbone e Sandri, con poi Sandri, scusate, che prontamente va a staccarsi, va sul palo. Bortolin davanti a Lamberti, sulla destra Minatel, sulla sinistra Finato, parte la rincorsa di Koren, lo sloveno va da Finato, finta, conclusione, palla strozzata che finisce out. Aveva trovato il ritmo giusto per questa conclusione, il Pordenone non ha però trovato la precisione necessaria per completare la rimonta e portarsi per la prima volta nel pomeriggio in vantaggio. Dos Santos, Cerbone, fronteggiato da Koren, l'ultimo tocco è proprio dello sloveno. Sarà quindi rimessa per l'LD. Dos Santos, Sandri o Anea. Cerbone vorrebbe la palla profondissima, preferisce andare da Dos Santos o Anea. Quindi Sandri, ancora Anea, quindi Dos Santos. Poi c'è anche il blocco offerto di Anea. Arriva adesso la palla Sandri, anticipato però da Grigolon. Poi Minatel nella terra un po' di nessuno, guadagna al massimo, anzi no, perché non c'è il fallo, c'è la conclusione invece a giochi rotti di Sandri. Si allunga Vascello, mette fuori. Occasione LD, ma è stato attento e pronto nonostante una situazione di poco equilibrio da parte della sua squadra. Marco Vascello, lui che è anche il capitano del mini football Italia calcio a 6. Dos Santos, finta, conclusione, ancora chiamato alla risposta, ancora presente Marco Vascello. Si coordina Sandri, qui non ci sarebbe potuto arrivare neanche Superman Vascello, ma la palla finisce alta sulla traversa della porta dell'estremo difensore friulano. Può così ripartire il Pordenone con Minatel. Quindi Koren, lo sloveno osserva il posizionamento dei compagni, va da Bortolin,
il classe 2000 va ancora dal 9. Poi c'è l'imbucata classica e solita per Grigolon, che gioca spalla alla porta, Minatel, Koren. 1 contro 1 contro Cerbone, c'è un po' di spazio, prova a concludere il 9, ma Cerbone non gli lascia nemmeno un centimetro e la mette fuori. (4:03 da giocare). Grigolon prova a girarla verso la porta, non ci riesce perché è perfetta la difesa dell'LD. Poi con calma può controllare con le mani Vascello, questa volta preferisce ragionare e giocare su Bortolin, poi con la testa mette fuori Dos Santos. Ci aspettavamo una partita frizzante, fino ad ora siamo stati accontentati con questi 4 gol, 2 per parte, tutto in perfetta parità. Nel frattempo Bortolin prova a metterne un altro, ma qui Dos Santos si mette tra avversario e palla con Lamberti che può controllare. Bel sito. Al piccolo trotto, ancora il nativo di Buenos Aires, Giovanni Vincenti. Quindi Dos Santos. Vincenti con un po' di spazio. Cerbone viene raddoppiato ma riesce a mantenere il possesso. Poi bel sito, ha provato ad andare su una corsia dove non c'era nessuno, perché sia Vincenti sia Cerbone avevano preferito attaccare sulla banda di destra. Bortolin si allunga bel sito, possesso ancora di Bortolin, quindi Koren. Minatel vorrebbe la sfera, Koren prova a mettersi in proprio contro Daniele Cerbone, non gli lascia però il mancino, quindi Minatel imbucata per Grigolon che viene arginato da Pablo Belsito. Bortolin però riesce a conquistare un'altra. Grigolon la gioca con la suola, c'è Vincenti, situazione adesso di 1 contro 3 da parte di Dos Santos che comunque mantiene vivo il possesso, poi torna indietro, la ripulisce e si guadagna tutti gli applausi del proprio pubblico. Vincenti, Belsito. Pablo Belsito va da Dos Santos, fraseggiano i 2 sudamericani, ancora Vincenti. Se la porta sul destro, poi sul sinistro, Grigolon non gli lascia spazio. Bella questa sfida tra i 2 numeri 14, che come abbiamo detto in precedenza hanno anche avuto la possibilità di vestire la prestigiosa maglia della nazionale italiana di futsal. Bel sito con un po' di spazio, prova a piazzarla e poi sotto porta, lì a tu per tu con Vascello, non è riuscito Cerbone nel tapin Vincente. Bortolin prova a mettersi in proprio, supera Belsito, viene steso, fallo e ammonizione ai danni di Pablo Belsito. Qui sicuramente c'è poco da dire in questa situazione, è stato bravissimo Belsito a ricevere, a girarsi, tagliare fuori l'avversario col corpo e a subire il fallo che vale il calcio piazzato per il Pordenone. Nel frattempo ritorna in campo un giocatore che aveva fatto cose splendide, tra cui un gol, Tommaso Basso. Koren. Ennesimo 1 contro 1, ennesimo intervento positivo di Giovanni Vincenti. Minatel. Koren. Vascello può controllare con i piedi. Poi va, ma direttamente dal proprio collega di ruolo, da Vascello a Lamberti. Nulla di fatto in questa situazione per il Pordenone, che adesso aspetta nella propria metà campo, proprio lì, nei pressi della linea mediana. Vincenti. Dos Santos. Cerbone, palla fuori per Dos Santos, prova a farla girare adesso sul perimetro l'LD. Bel sito. Dos Santos. Vincenti pescato, se la trova ancora lì, riesce a controllarla, arriva a rimorchio poi Cerbone che viene fermato in modo regolare secondo la coppia arbitrale. Ha qualcosa da dire il pubblico ma si continua a giocare con Grigolon, quindi Minatel, poi Koren. C'è spazio adesso per il 9. In qualche modo Grigolon riesce a controllare la sfera anche da terra, poi prova la conclusione. Sta facendo qualcosa di incredibile qui Grigolon, andando vicinissimo al colpo grosso, addirittura da terra, ha trovato lo spazio e il tempo per concludere, esterno della rete per lui. Ma in questa ultima azione abbiamo visto tutto quello di cui è capace Grigolon. Nel frattempo ammonizione, se non andiamo errati, sì, il numero 8, Castelli, che viene ammonito per proteste dalla panchina. Viene indicato il numero 8 al tavolo in cui risiede Andrea Cultrera della sezione di Collegno. Ultimi 90 secondi di gioco con Vincenti. Va la Cerbone, questa volta però è troppo largo il suo suggerimento, non c'è stato neanche nessun tocco dei giocatori allenati da Marco Orvatin. Possesso così che passa ai neroverdi. Poi Dos Santos senza rischiare fa correre la palla fuori proprio davanti alla panchina
orchestrata da Rosario Ganci. Koren per Grigolon. Il canovaccio è sempre lo stesso, prova a far male ancora al Pordenone con questa soluzione. Vincenti, la gioca per Dos Santos, in qualche modo c'era arrivato Xavier Dos Santos. Bravissimo però Minatel a mettere fuori con la punta dello scarpino. Corner dalla sinistra, no, rimessa laterale qualche metro avanti con la palla giocata da Dos Santos. Cerbone addomestica, controlla, va ancora da Vincenti, prova a girarsi il 14 con la samba in mezzo a tantissime maglie nero-verdi. Bel sito. Cerbone si gira ma si allunga in qualche modo Minatel e la tocca ancora fuori. Prezioso in fase difensiva al 19. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo giro di lancette, 52 secondi all'intervallo lungo di questa sfida. Vincenti, Dos Santos. Blocco di Vincenti, Dos Santos va da Cerbone che si gira, conclude in controtempo Vascello, poi ancora Vascello sulla ribattuta. Mamma mia, che gatto Marco Vascello. Bel sito, 39 secondi. Dos Santos in surplus, il brasiliano lascia lì Minatel, poi apre per Cerbone, se la trova Pablo Belsito che conclude. C'è anche una deviazione ma c'è ancora presente Vascello. Ultimi 29 secondi, poco più di un possesso della pallacanestro, con l'LDFC che prova a chiudere avanti questa partita, avanti questo primo tempo, dopo che era riuscito sì a portarsi 2 volte avanti, ma per 2 volte è stato raggiunto dal Pordenone. Sandri, Vincenti, Dos Santos. Ancora serie di finte per lasciare sul posto l'avversario da parte di Cristian Xavier Dos Santos. Chiede adesso l'aiuto di Nicolo Sandri, la gioca sulla banda per Vincenti, ancora 12 secondi con Vincenti che conclude, finisce però largo il suo mancino. Vediamo adesso se ci sarà la possibilità per Grigolone e Soci di scoccare un altro tiro. Grigolone si gira, conclude con il piede, mette fuori Lamberti con la palla che ha colpito il soffitto del Palasport di Caramagna. Ma prima della chiusura di questo primo tempo, time out richiesto dal Pordenone che non vuole lasciare nulla al caso. 60 secondi di respiro anche per noi. Suona la sirena al Palasport di Caramagna Piemonte, ultimi 4 secondi di questa bellissima prima frazione tra LDFC e Pordenone, con il Pordenone che avrà ancora una possibilità per provare per la prima volta a portarsi avanti. Ha chiesto il time out di 60 secondi per disegnare questa rimessa laterale Marco Orvatin, rimessa laterale che verrà affidata a Ziberi. Koren lascia lo spazio, poi c'è l'imbucata per Grigolon, possibilità ancora per Koren, la palla si spegne sui tabelloni pubblicitari, ancora 7 decimi. C'è praticamente la possibilità per ricevere e concludere al volo, ma non vuole questo l'LDFC. Suona la sirena, squadre che si dirigono verso gli spogliatoi sul punteggio di perfetta parità, sul 2-2 tra LDFC e Pordenone. Noi ci ritroviamo qui per vivere tutti insieme la seconda parte di questa super sfida.
Bentornati per vivere tutti insieme questa seconda parte di LDFC Pordenone. Spettacolo nei primi 20 minuti effettivi, con l'LDFC che si è portata 2 volte in vantaggio, ma per 2 volte il Pordenone ha risposto presente, e così alle firme di Giovanni Vincenti, doppietta personale per il 2001, hanno risposto Basso, il giovane classe 2004, e Ziberi nel finale per il 2-2 dei primi 20 minuti. Adesso il pallone già nel cerchio del centrocampo, sarà l'LD ad attaccare per la prima volta in questa seconda parte. Abbiamo così superato il giro di boa di questo LD Pordenone. Ultimi dettagli, con anche le panchine che si riposizionano, si rimettono a posto. Prende la propria posizione Marco Orbatin, sicuramente soddisfatto dal punto di vista dell'atteggiamento mentale di una squadra che si è dimostrata cinica in questa prima parte di partita. Il Pordenone, che di media realizza 2.9 reti, settimo attacco del girone A, sono invece 53, 3.3 di media le reti realizzate dai ragazzi di Rosario Ganci. Si parte, arriva il fischio con Cerbone che apre per Vincenti, l'autore della doppietta personale che per ora sta valendo il 2-2. Cerbone prova a girarsi, vorrebbe una deviazione, non è dello stesso avviso il direttore di gara, che comunque era lì nei pressi della conclusione del giocatore di origini napoletane. Primo possesso della seconda parte anche per il Pordenone, con Minatel. Koren, cercato proprio Minatel, che prova a superare rientrando Sandri, che però fa buona guardia. Cerbone, Scavino. Vincenti alza la testa, preferisce poi andare dall'altra parte da Cerbone. Sandri riceve, la mette a posto con la suola, poi apre ancora per Vincenti. Quindi Scavino, l'ex Orange Fuzzalasti, gioca per Cerbone. Sandri prova a allargare il campo l'LD con Vincenti, che riesce con una serpentina a tenerla dentro. Quindi Sandri non va sulla conclusione, preferisce allargare, rischia qualcosa, quindi Vincenti, per non rischiare invece nulla, deve scaraventarla fuori. Viene indicato il punto della battuta davanti alla panchina nero-verde. Minatel, Koren, Minatel, Grigolon, Minatel, quindi Koren. Lo sloveno va dall'altra parte del campo. Grigolon, che non è riuscito a far male, ma sicuramente ha fatto vedere ottime cose nel primo tempo. Qui grandissima la giocata del Pordenone, che va proprio da Grigolon. Detto fatto, la maledizione del telecronista, e per la prima volta il Pordenone è avanti con Grigolon. 2-3. Super partenza da parte del Pordenone, che trova alla prima vera occasione il gol del vantaggio. C'è adesso una lunghezza da recuperare per l'LD, che ci prova con Sandri. Vincenti, ancora il vicecapitano. Il braidese prova a girarla dalle parti di Cerbone, ma è bravo il Pordenone però a mettersi sulla linea del passaggio e a mettere fuori. Scavino. Naturalmente c'è un sacco di tempo, 18 minuti e 33 secondi. Abbiamo appena cominciato in questo secondo tempo, ma il Pordenone ha subito schiacciato il piede sull'acceleratore, trovando il gol del vantaggio. Cerbone al piccolo trotto l'11, poi prova ad accentrarsi, bravo Koren però a rimanere lì. Cerbone viene ancora pescato, prova a concludere, palla alta. Il destro di Cerbone si è spento sui tabelloni pubblicitari dell'impianto di Caramagna Piemonte. Imbucata per Grigolon, autore del gol, che per adesso sta decidendo questa sfida. Riesce Grigolon in qualche modo, c'è il raddoppio però di marcatura da parte di Scavino, palla poi fuori, l'ultimo tocco di un giocatore dell'LD. Minatel, Koren, Grigolon con calma, adesso può anche giocare leggermente col cronometro il Pordenone. Naturalmente non ha fretta, vuole però continuare comunque ad attaccare. Ziberi se la trova lì dopo un intervento di Vincenti. Ancora Ziberi, il numero 8, paratona qui di Enrico Lamberti, che ha chiuso splendidamente il proprio palo e ha messo così fuori. Ma che occasione per Sadat Ziberi, che poi lascia lo spazio a un compagno, va per qualche minuto a rifiatare in panchina. Al suo posto ritorna sul parquet Matteo Bortolin. Palla in mezzo con Lamberti che si allunga, Koren da fuori, vuole far saltare il banco.
Poi Vincenti in qualche modo era partito alle spalle di Grigolon in backdoor. Vincenti non è riuscito per questione di attimi e di centimetri a tenerla in campo. Si fa sentire anche il pubblico di casa per provare a sostenere i propri beniamini, con adesso Grigolon che prova addirittura col tacco. Difficilissima qui la conclusione aerea. Cerbone, Scavino se la sposta con la suola e va da Vincenti, che indica una traccia ma preferisce andare da Scavino. Quindi Cerbone, Minatel lo bracca e perde palla all'LD. 17 e 17 sul tabellone luminoso. Koren, Bortolin, ancora Zancoren, imbucata per Matteo Bortolin. È bravissimo Scavino però ad anticiparlo e a metterlo direttamente fuori causa. Sandri, Vincenti. Il 14 qui bisticcia con il pallone, palla che così si spegne sul fondo davanti allo sguardo vigile di Andrea Cultrera. Ancora nessuna infrazione, due squadre che non hanno avuto problemi di falli neanche nella prima parte, partita che è viaggiata a buoni ritmi senza troppe interruzioni. Vediamo se sarà così anche questo secondo tempo. Nel frattempo Bortolina tu per tu con Lamberti, prova il tocco sotto, in uscita mette alto la palla Lamberti. Seconda occasione ravvicinata per il Pordenone, che adesso vuole provare a scappare, vuole provare a mettere della luce, dello spazio. Vediamo se ci riuscirà. E vediamo anche se dall'altra parte l'LD troverà ancora le forze di griffare, ancora le forze di portarsi davanti. Poi prova addirittura in palleggio Cerbone. Lamberti in qualche modo trova comunque Vincenti, che viene braccato da Minatel, ma è tutto fermo perché c'è un fallo lontano dalla palla. Qui Bortolino non era riuscito a fermarsi in tempo e poi finito addosso Lamberti, naturalmente del tutto involontario il fallo commesso da Bortolin, che poi sportivamente va a chiedere scusa all'estremo difensore di casa. Sandri, Vincenti, Dos Santos in banda per Cerbone, che riesce ad arpionarla, poi la vuole giocare per Sandri. C'è un tocco lontano dalla palla tra Cerbone e Grigolon, ma il possesso è ancora dell'LD, con il tacco di Cerbone che termina direttamente out. Vascello con le mani per Grigolon, anticipato però da Dos Santos, che poi prova a tenerla anche in campo, non c'è riuscito. Sarà corner dalla sinistra per il Pordenone, perché la palla, prima di aver colpito il soffitto dell'impianto piemontese di Caramagna, ha varcato la linea di fondo, quindi sarà corner che verrà battuto da Bortolin. Grigolon sul limite dell'area, palla proprio per Grigolon, che nel frattempo aveva tagliato nel cuore dell'area, palla fuori, ultimo tocco del 14 di Ervatin. Dos Santos, uno contro l'Angella, si accentra e poi si appoggia Sandri. Oanea, scambiano ancora il capitano e il vice capitano, posizione adesso da ultimo da parte di Adrian Oanea. Cristian Dos Santos preso in carica dall'Angella. Sandri di prima per Oanea, che scambia ancora di prima per Sandri. L'Angella però è bravo a mettere fuori, riceve anche gli applausi della propria panchina. Cambia nel reparto pivot Rvatid con il cambio finato Grigolon. Cerbone non riesce a portarla avanti. Federico Finato si abbassa, poi va in profondità, non riesce però a controllare. Ringrazia comunque il compagno per il suggerimento. Dos Santos, uno contro l'Angella. Prima lo sfida centralmente, poi lo batte a sinistra, palla in mezzo, una serie di deviazioni. Koren non va per le sottili e mette fuori, libera così l'area. Era la cosa più importante da fare in quel momento. Era la priorità assoluta del Pordenone, liberare velocemente l'area di rigore. Dos Santos, Sandri, Oanea, Cerbone per Sandri, prova a girarsi il vice capitano, ma è bravo Finato due volte a contenere la palla. Poi non riesce ad andare dall'Angella, che comunque gliela sporcata a Dos Santos, ben posizionato e senza nessuna difficoltà gestisce Lamberti. Oanea, 15 esatti ancora da giocare. Sandri si accentra e riceve Oanea, che poi allarga sulla corsia di destra per Dos Santos. Tocco morbido e dolce per Sandri. Bortolin da dietro, non c'è fallo, palla che poi finisce fuori. Semplice rimessa laterale per il Pordenone.
con Vascello che si allarga e riceve, poi prova a ricamare Perfinato che in qualche modo controlla, prova a fare sportellate con Dos Santos che non gli concede però lo spazio e mette fuori. Langella dall'altra parte per Ziberi. Bortolin, ancora Ziberi, autore del gol del 2-2 del primo tempo, viene fermato in modo irregolare qui il numero 8, fallo commesso da Daniele Cerbone, che poi chiede subito scusa per l'intervento ruvido ai danni del numero 8. Viene pareggiato il computo dei falli, un fallo per parte in questo secondo tempo. Langella, Bortolin prova ad accendersi, ma è bravo però Anea a controllarlo e a recuperare la sfera. Sandri, Dos Santos, 1 contro 1 con Langella, ennesima sfida nella sfida tra i due, con Dos Santos che la sposta. L'ultimo tocco è stato di Dos Santos secondo l'arbitro. Langella non perde tempo, naturalmente la rimette in campo. Bortolin, Ziberi, serie di finte di Ziberi che va da Finato, si gioca ancora sulla banda di sinistra, si accentra adesso Bortolin che poi prova ad allargarsi, non gli lascia però il destro Cerbone, che poi è anche bravo a proteggere la rimessa e a recuperare prontamente lo spazio che più gli compete lì negli ultimi metri dell'attacco dei suoi. Preso in consegna adesso da Ziberi che lo anticipa in questo momento. Rimessa laterale in attacco per l'LD. Dos Santos, Sandri. Oanea si fa sentire il pubblico di casa che ha voglia di vedere un altro gol. Dos Santos, gran palla qui per Sandri, parata di posizione di Vascello, quasi con un bagger. Langella dall'altra parte viene raddoppiato ma riesce a farla passare per Finato. Ancora al 22, si allunga Ziberi ma non riesce a tenerla in campo. Che ritmi in questo secondo tempo, con occasioni da una parte, occasioni dall'altra. Dopo la doppia occasione del Pordenone di portarsi sul 2-4 è arrivata anche l'occasionissima dell'LD, ma è arrivata nello stesso momento la risposta di un granitico Marco Vascello. Dos Santos prova dalla distanza, conclusione che finisce out. Aveva provato a piazzarla Dos Santos praticamente dai 15 metri, aveva provato a cercare il palo lontano. Ci sarebbe probabilmente arrivato anche in questa occasione il capitano dell'Italia di calcio a 6. Grigolone ancora in scivolata, ama queste situazioni. Poi gran palla per Bortolin che prova il volo, palla alta. Grigolone ama quando deve buttarsi sul parquet perché riesce sempre a fare la cosa giusta. Lo ha fatto vedere nel primo tempo, lo fa vedere anche in questa situazione. Dos Santos, Sandri Oanea, 12:59 ancora da giocare. Finte di Oanea che va da Dos Santos, quindi Sandri gli offre la traccia a Cerbone ma preferisce rimanere basso adesso l'LD per provare ad impostare meglio questa manovra offensiva. Rimane basso anche Minatel, bravo a non far passare da quelle parti Dos Santos. Oanea, serie di finte, rimane però lì Grigolon. Quindi Sandri che conclude, Ziberi prima, Vascello completa l'opera, si salva il Pordenone. Poi con le mani Vascello, qui probabilmente non l'aveva capita Grigolon che era rimasto attardato non di pochi metri. C'è anche un colloquio tra la panchina e il direttore di gara con Caccese, vice allenatore, che finisce sul taccuino dei cattivi. Probabilmente per proteste è stato ammonito il tecnico piemontese dell'LDFC. E la seconda ammonizione che arriva per un membro della panchina dopo quello di Castelli, giocatore che non è ancora entrato in campo quest'oggi, che ha ricevuto in seguito delle proteste l'ammonizione nel primo tempo. Dos Santos in buca per Cerbone, ha capito tutto però il Pordenone. Grigolon, Minatel, Koren, Zibari, 1 contro 1 con Scavino. È bravo il 72 a mettere fuori davanti alla propria panchina. Poi Minatel vuole la palla, la riceve, la mette a posto con la suola. Va ancora da Zibari, riceve ancora il Pordenone che però poi viene fermato da Dos Santos che rischia tantissimo. Ma Lamberti ci mette una pezza sul tentativo ravvicinato di Grigolon. Cerbone dall'altra parte. Situazione di 3 contro 3 con Scavino che trova l'angolo in controtempo. Vascello va a coprire il proprio palo. Dos Santos, serie di finte, prova ad accentrarsi, poi torna indietro. Scavino, quindi Cerbone, spalla alla porta, fronteggiato da Koren. Ancora Leo Scavino, quindi Dos Santos. Blocco offerto poi da Giovanni Vincenti che invece di rollare verso l'area si apre. Cerbone la prova a toccare con la punta, tutto regolare. Zibari già dall'altra parte, prova a rinvenire
Dos Santos che poi riesce anche ad alzarsi a guadagnare la palla. Ancora applausi a scena aperta per Cristian Xavier Dos Santos. Scavino con la spalla Cerbone prova a servire la corrente Vincenti. Nulla di fatto in questa situazione. Zibari come prima, questa volta però con la difesa posizionata, prova direttamente ad andare tra i pali e bravo Lamberti. Poi Grigolon ancora anche sulle seconde palle prova sempre a mettere in gioco la sfera. Questa volta non è però fortunato, poi non ottiene neanche il corner. Scavino, Vincenti, c'è un po' di spazio sulla banda di destra, corre il campo, risale la china e va da Dos Santos. Scavino, Cerbone, ennesimo duello, lottando lì per conquistare qualche centimetro, deve indietreggiare. Poi c'è il fallo di Koren che fino ad un certo punto lo aveva seguito, poi ha commesso però fallo. Vincenti, Cerbone, scambiano ancora i due. Vincenti in qualche modo, l'ultimo tocco è stato, vediamo di chi, di un giocatore dell'LDFC. Non è dello stesso avviso in questa situazione Daniele Cerbone. È difficile comunque trovare un giocatore in una partita di futsal e non solo d'accordo al 100% per una decisione in questi casi, dove il tocco sicuramente non è netto, impossibile sicuramente dalla nostra postazione decretare chi sia stato l'ultimo a toccare. Grigolon in qualche modo la gira, poi prova ad andare sulla sovrapposizione, nulla di fatto. Dos Santos la tocca per Vincenti che prova a concludere di prima. È bravo però ad arginarlo Tommaso Basso. In occasione del gol avevamo detto 2005, invece un 2004, ci correggiamo subito. Dos Santos, palla fuori, possesso ancora per i piemontesi. 25 secondi e poi sarà quarto di questa sfida, con il Pordenone che è ancora avanti per 3-2 grazie al gol arrivato nelle prime battute di questa seconda frazione. Finte di Dos Santos che cambia e va da Scavino. Imbucata per Cerbone. Koren prova a non farlo girare. Cerbone quindi deve andare dal proprio portiere. Lamberti tocca corto con una fast per Dos Santos. Scavino. Dos Santos. Vincenti. 9,57. Ancora Dos Santos. 1 contro 1 contro Grigolon. Non riesce ad accentrarsi. È ottima la fase di non possesso, scusate, del Pordenone. Poi prova ad entrare nella figura Grigolon, lo batte però Dos Santos, si riposiziona ruotando perfettamente in difesa il Pordenone. Poi in qualche modo la palla torna in neroverdi che attaccano con Koren. Squadra un po' spaccata adesso, anche un po' lunghe. Un po' di disordine in campo in questo momento. Vediamo chi sarà delle due contendenti a sfruttare meglio questa possibilità. Vediamo soprattutto se ci sarà una delle due contendenti che riuscirà a farlo. Vascello, anche oggi 2 gol subiti, ma una prestazione monumentale da parte dell'estremo difensore del Pordenone. Dos Santos, Vincenti, 1 contro 1 di Vincenti che va sul secondo palo, viene anticipato però Cerbone. Lamberti, Dos Santos. Minatel prova a lasciargli lo spazio centrale, Dos Santos si appoggia dall'altra parte, poi riceve ancora in questo momento. Nel frattempo ha anche trovato il tempo per dire qualcosa al direttore di gara. Vincenti, Dos Santos, Scavino trovato anche grazie all'ottimo blocco di Vincenti. Dos Santos non riesce a passare, ancora superbo Thomas Minatel che vende carissima la pelle, lui sì che è un 2005. Cerbone in qualche modo questa volta riesce a girarsi ma deve concedere tanti metri. Koren lo prende ancora in carica, marcatura naturalmente a uomo con Cerbone che prova a batterlo sulla banda. Koren ottiene il massimo, la palla poi è anche uscita perché se l'è trascinata fuori il bomber dell'LD. 8:23 da giocare, cerca delle nuove energie adesso mister Rosario Ganci, inserendo Sandri o Anea sul terreno di gioco. Vanno a rifiatare per qualche minuto o secondo Cerbone e Scavino. Oanea in qualche modo riesce a portarla dall'altra parte, bravo che girarsi, così come bravo altrettanto Dos Santos che poi prova ma non riesce a battere Minatel. Finato ha svirgolato in questa situazione Koren. L'ultimo tocco questa volta è stato di Thomas Minatel, rimessa LD. 8 minuti esatti ancora da giocare, 8 giri dell'orologio. Oanea, Sandri preso in carica da Finato, poi torna centralmente l'LD con Oanea che apre per Vincenti. Koren prova subito a recuperare la sfera, è bravissimo Vincenti a tenerla però lì.
riesce anche a superare poi l'aiuto difensivo di Bortolin. Oanea, Dos Santos si accentra, tocca dietro, non riesce però nessuno ad arrivarci, ha provato addirittura ad allungarsi Enrico Lamberti, che poi deve correre, affrettare le operazioni per ritornare tra i pali. Non ha però fretta il Pordenone. C'è anche il cambio con l'esordio del pomeriggio di Sorbo, Francesco Sorbo, che è andato a segno in questa stagione. Sorbo subito col primo intervento difensivo, Bortolin lo supera, c'è il fallo commesso dal 39, che poi è incredulo per questa segnalazione. C'è Finato invece che ha un'altra idea e vorrebbe anche l'ammonizione, probabilmente dicendo: se l'hai fischiato devi anche ammonire. Si ripartirà comunque con un calcio piazzato sicuramente interessante per il Pordenone, con Bortolin che va a posizionare lì sul punto della battuta la sfera. Vediamo quale sarà il posizionamento dei compagni di squadra del 7, con Lamberti che piazza proprio Francesco Sorbo in barriera. Bortolin parte con la rincorsa, apre per Zibari che supera Dos Santos, fallo commesso dal 17, punizione prima sulla banda di destra, adesso si parte praticamente dall'altra parte, punizione simmetrica sulla banda di sinistra. Questa volta siamo leggermente più larghi, ma c'è ancora una possibilità per il Pordenone, ancora una possibilità su calcio piazzato. Nel frattempo sale a 3 il conto dei falli commessi in questa frazione dell'LD. Questa volta è Sadat Zibari, classe 1993. Finato in area, Bortolin e Minatel pronti ad entrare naturalmente. Parte la rincorsa dell'8, palla proprio per Bortolin, poi ritorna all'8, serie di batti e ribatti, Bortolin la gira per Minatel, che qui deve allontanarla il più velocemente possibile per evitare guai. Oanea, Dos Santos di prima per Sandri, quindi Oanea, Sandri, velo per Dos Santos. Arriva il blocco di Sorbo, ma Dos Santos va sulla banda di destra per Oanea, quindi Sorbo, ancora Oanea. Serie infinita adesso di passaggi orizzontali dell'LD, con Dos Santos che prova ancora a mettersi in proprio. Minatel rimane lì, lo batte Dos Santos, Mancino che finisce out. Valido sicuramente qui il gesto tecnico della parte del 17, che però non è riuscito a trovare il bersaglio grosso. Oanea, qui fuori misura il passaggio di Adrien Oanea, che avrebbe voluto una posizione più avanzata proprio di Cristian Dos Santos, stanchissimo in questo momento, lo si vede anche benissimo dal linguaggio del corpo. Langella, appena entrato in campo. Bortolin, Ziberi riceve ancora, prova ad andare dall'altra parte, Ziberi tiene ancora vivo il possesso, si spende adesso l'LD in difesa, ultimo tocco è di Langella, rimessa laterale di Sandri e compagni. Dos Santos, ancora Dos Santos, Langella, rientra poi Dos Santos, gran palla per Sandri che va sul secondo palo, non riesce Cerbone a mettere dentro e se l'è trovata lì tra le manone Marco Vascello. Lamberti, Oanea, Dos Santos, Sandri, Oanea, quindi Dos Santos, ancora Adrien Oanea, il capitano va da Cerbone che ha avuto un'occasione non ghiotta, probabilmente anche di più, velo di Sandri a servire Oanea, quindi Dos Santos, 1 contro 1 prolungato con Langella, ancora Dos Santos! Questo è un gol fantascientifico! Cristian Javier Dos Santos riporta sul 3-3 la sfida e tra LDFC Pordenone e 3-3. E qui si prende tutti gli applausi del pubblico di casa. Il classe 1996, Cristian Javier Dos Santos, gol bellissimo in una partita complicatissima per l'LD. Ritorna lì a contatto l'LD, di fatto aprendo un supplementare che durerà 5-25.
Sandri. Vediamo se avrà ancora fame in questo finale l'LD e vediamo se avrà ancora le forze. Un Pordenone che, lo ricordiamo, è qui senza due giocatori importantissimi, squalificati al termine dell'ultimo turno. Sandri in qualche modo supera Grigolon, poi va da Cerbone, viene anticipato in modo incredibile in questa situazione da Ziberi, che mette fuori con la punta del piede. Ancora pericolosa l'LD con Oanea. Scodella per Dos Santos, autore del gol del 3-3. Sandri in qualche modo prova a metterla dentro. Capisce tutto però il Pordenone, che adesso attacca con Grigolon. Dall'altra parte l'Angella prova a lanciarsi, ma fa altrettanto bene Cerbone. Squadra adesso lunghe, Dos Santos. Ancora 1 contro 1, serie di finte, mini movimenti da parte di Dos Santos nel tentativo di sbilanciare Bortolin. Poi Cerbone per un attimo abbandona l'attacco, va lì a prendersi la palla. Pick and roll. Dos Santos questa volta non riesce a trovare l'impatto con la sfera che avrebbe voluto. Pal out. Fuori Bortolin, dentro Koren. Grigolon. Viene trattenuto poi in modo abbastanza vistoso Vincenti. Questa volta non è stato fischiato nulla, quindi Vincenti però riesce a conquistarla. Cerbone. Vincenti poi va sul secondo palo, lo cerca Cerbone. Bravissimo però Minatela a mettere fuori. 4:19 da giocare. Dos Santos. Sandri prende la mira, calcia da fuori in due tempi Vascello, che poi mette in moto Grigolon, che viene anticipato prima da Dos Santos, poi da Sandri. Continuano le proteste da parte di Rosario Ganci, che poi predica calma per i suoi giocatori in campo. Si è letteralmente infuriato dopo la trattenuta non segnalata dalla coppia arbitrale ai danni di Giovanni Vincenti. Koren. Fuori misura qui il passaggio di Ziberi per Grigolon. Scavino risale il campo. Dos Santos. Ancora Leonardo Scavino. Quindi Cristian Dos Santos. Imbucata per Vincenti che viene anticipato. Ziberi. Lotto, ancora, galleggia. Vincenti, dall'altra parte per Cerbone. Scavino taglia, si torna a rimorchio da Dos Santos. Squadre lunghissime, con un'occasione adesso per Ziberi, a tu per tu, con Lamberti. Prova un gol magnifico, ma non ci casca Lamberti, che rimane su, brasiliana e para. Dos Santos. Anticipato adesso Ziberi, da Vincenti. Dos Santos. Cerbone si gira, uno sguardo in mezzo, anticipa a tutti Grigolon. Che partita che stiamo vivendo, quanto è magnifico questo sport, con occasionissime da una parte, occasionissime dall'altra, giocatissime offensive, ma anche interventi risolutivi dei due portieri, che non scopriamo di certo oggi, perché abbiamo speso parole fantastiche per Vascello, ma dall'altra parte c'è un Lamberti, un classe 2003, che sta facendo una stagione mostruosa. Cerbone sul secondo palo, era rimasto attardato Giovanni Vincenti. Cerbone qui allarga le braccia. Nel frattempo c'è un richiamo della panchina, ma prima di tutto ci sarà un time out chiesto dal Pordenone. 1 minuto di pausa anche per noi prima di vivere gli ultimi 2 minuti e 39 di questo LDFC Pordenone. Ritornano in campo i protagonisti per giocare questi ultimi 2 minuti e 39
di una partita finora bellissima, una partita che non ha ancora vincitori e vinti. Lo scopriremo se ci sarà una squadra che porterà a casa l'intera posta in palio o se verrà smezzata a un punto a testa. Nel frattempo Vascello si gira in un fazzoletto, ma Lamberti la tiene lì. Cerbone dall'altra parte sponda nella terra di nessuno. Era sbilanciata in questa occasione l'LD. Rimessa Pordenone, cercato Vascello, palla però troppo profonda e imprendibile per lui. Vincenti, 2 gol per lui in questo match, 2 gol nel primo tempo, terzo gol invece l'LD è arrivato nel secondo con Dos Santos, mentre invece un gol a testa per Basso, Ziberi e Grigolon per il Pordenone. Power play, portiere di movimento per l'LD con Oanea, con la classica maglia nera del power play, prova a sfruttare la superiorità numerica in questi ultimi 2 giri di lancette l'LD. Naturalmente si espone anche a rischi importanti, perché qualora dovesse perdere la palla e non riuscisse a rimettere in campo Lamberti, si esporrebbe a un problema non indifferente. Oanea, Dos Santos, gira per Vincenti. Oanea, Vincenti, Dos Santos, Scavino. Regge molto bene il rombo che poi diventa un rettangolo del Pordenone. Cerbone con in punta Ziberi. Oanea in qualche modo riesce a mantenere la maniglia della sfera. Cerbone, Scavino, 1:30 ancora da giocare. Vincenti, quindi Dos Santos. Scavino velo, non riesce però a raggiungere la sfera Cerbone. Non riesce a rimettere in campo Lamberti l'LD. La palla qui sibila fuori per questione di forse 50 centimetri. Era però lì a fare buona guardia Scavino. Si rimane così 5 contro 4 con il portiere di movimento dell'LD, Dos Santos. Sfida Minatel, che è bravo comunque a rinvenire. Poi c'è anche l'aiuto di Grigolon. Cerbone, Dos Santos. 60 secondi ancora da giocare con Sandri. Cerbone, quindi Sandri, ancora Daniele Cerbone, vorrebbe la sfera Oanea che non viene però servito. Dos Santos vuole sfruttare al meglio questi secondi a disposizione la formazione di Rosario Ganci. Cerbone, Oanea sul secondo palo, ma la palla era fuori. Adesso attenzione con Oanea che la lascia lì, poi c'è il palo a botta sicura di Giovanni Vincenti. Dall'altra parte Grigolon non riesce a trattenerla. Mamma mia che occasione che ha avuto l'LD. Incredibile questa occasione quando mancano 36 secondi alla fine, con un'occasione che è passata lì tra i piedi di Giovanni Vincenti, che probabilmente non si aspettava la palla. È successo tutto in mezzo secondo. Rimane però il fatto che le squadre sono ancora ferme sul 3-3. Rimane ancora il fatto che l'LD prova ad offendere ancora col power play. Dos Santos, Sandri, Oanea, quindi Sandri ha un po' di spazio per la conclusione, la lascia partire, palla alta. Lamberti deve correre per andare tra i pali, grande stop da parte di Grigolon. Poi c'è Sandri che si oppone. Poi ci sono un po' di proteste adesso veementi da parte della panchina dell'LD. Oanea che va anche a parlare con il tavolo del crono. Sta succedendo davvero di tutto. Adesso vediamo se ci saranno delle sanzioni della coppia arbitrale, che prende anche un confronto. Vediamo cosa succederà. Sicuramente attimi vivacissimi di questo finale. Cercheremo, appena verrà ripristinato un po' l'ordine, di capire tutto quello che è successo. Siamo sul 3-3, 21 secondi ancora da giocare. Ammonizione ai danni di Sandri e Dos Santos. E poi si ripartirà con un calcio piazzato lì nei pressi del limite dell'area. Viene naturalmente segnalato tutto adesso anche al crono. 21 secondi ancora da giocare. Possibilità per il Pordenone, con Sada Ziberi che ha già posizionato lì la sfera a 1 metro, forse qualcosa di più dall'area di rigore. Rintanata naturalmente tutta negli ultimi metri dell'LD. E il Pordenone, dopo essersi salvato anche l'occasione di provare a far saltare il banco e di portare la partita con il massimo della posta in palio in Friuli Venezia Giulia.
Vediamo se ci riusciranno gli uomini di Marco Orvatin. Ziberi aspetta solamente il fischio che arriva in questo momento. Palla fuori per Koren che prende la mira, si immola Dos Santos. Poi commettono un pasticcio Lamberti e un compagno. In qualche modo poi l'LD si salva, la palla rimane in campo. Poi in un secondo momento esce, vediamo di chi è stato l'ultimo tocco. L'ultimo tocco di un giocatore del Pordenone, 9 secondi ancora da giocare. Convincenti che cerca ma non trova Sandri, 4 secondi. Ci avviamo davvero ai titoli di coda di una partita meravigliosa. Una partita che per ora non ha trovato però nessuna delle due squadre in grado di portare a casa al massimo. Viene anticipato Grigolon, 9 decimi ancora, si attende solamente più la sirena finale. Vediamo se il Pordenone riuscirà ancora a trovare qualcosa. Nulla di fatto, suona la sirena, finisce 3-3 LDFC Pordenone. Ci aspettavamo una partita vibrante, siamo stati accontentati, un punto a testa per due squadre che continuano a rimanere lì nei piani alti del girone A del campionato di Serie A2 Elite. Da Enrico Longo è tutto, un saluto e un ringraziamento a tutti voi cari amici spettatori e ai prossimi appuntamenti del grande futsal.